Coach Ale Bertolucci, Broker Bassano, missione compiuta, poi andando a cercare il pelo nell'uovo forse qualche gol in più poteva farlo, però intanto ha vinto largo che era quello l'obiettivo di serata. Sì, abbiamo fatto una buona gara e sì, potevamo aver fatto qualche gol in più, però va bene così. E abbiamo lavorato tanto di squadra, abbiamo tenuto ritmi alti e abbiamo cercato di sfruttare questa partita qui nel migliore dei modi. Faccio complimenti a Breganze per come ha tenuto la pista e per come si è comportato, insomma, ha lottato fino in fondo e gli faccio l'in bocca al lupo per il resto del campionato. Senti, Bassano adesso d'accordo, è questione di qualche giorno, probabilmente però intanto nelle ultime 2 settimane ha assaporato la vetta della classifica, in questo caso solitaria. Chiaramente è un passaggio di crescita perché quest'anno il traguardo, lo ribadiamo, è cominciare di nuovo ad annusare le posizioni che contano. Non c'è l'assillo di vincere un trofeo, ma di cominciare ad avvicinarsi. Quindi tornare a frequentare l'alta classifica fa solo bene al morale e all'umore della troupe. Sì, sì, noi bisogna lavorare per abituarsi a stare in vetta alla classifica e cercare di farsi trovare pronti nel momento che ci sono che arriva le competizioni, quelle importanti per poter fare il salto. Okay? È ovvio che cerchiamo di mettere più fieno in cascina più possibile, in maniera che quando arriveranno quei periodi là abbiamo fatto già un tesoro, insomma, di punti. È ovvio che è sotto gli occhi di tutti che il Trissino è migliorato rispetto all'anno passato, e è una squadra che tanti anni che gioca insieme sta facendo quello che ha fatto negli ultimi 5 anni. È una macchina praticamente perfetta e noi c'è da crescere a livello di mentalità ancora di più, lo stiamo facendo. È ovvio che negli ultimi 20 giorni dopo la partita di Benfica e la partita di Sporting abbiamo perso, ma abbiamo imparato, che per noi è stato importante, e passo passo cerchiamo di guardare un pochino oltre a quello che è il risultato di oggi o di domani, per prepararci al meglio per la fase finale. Senti, intanto il periodo là, come hai detto, sta per arrivare perché sono 3 partite infernali, Sarzana in esterna, poi l'Olivarense in casa che è una tappa chiave nel cammino europeo, anche se nessuno ci obbliga a fare strada per forza in Europa, e poi Trissino in casa, uno alla volta, ed è già durissima Sarzana senza Riba. Sì, ci manca Riva, che è il nostro, diciamo, stoccatore, ha preso 2 giornate, a parer mio, anche troppo eccessive per comunque un ragazzo che 2 anni che in Italia non ha mai fatto niente di particolare, insomma. E niente, dobbiamo andare a Sarzana a vincere e poi dopo ci aspetta quella settimana lì, come quelle che abbiamo passato 10 giorni fa, 15 giorni fa. Ma abbiamo fatto un lavoro fisico per prepararci anche per questo periodo qui un po' più duro, che ci sono di mezzo anche viaggi, però insomma sono fiducioso, i ragazzi stanno bene, insomma, abbiamo voglia anche di quei periodi lì, quei momenti lì sono anche belli da vivere.